Agricoltori in crisi, ma questa volta a mettere in ginocchio le aziende sono i ladri che continuano a razziare nelle campagne macchinari ed attrezzi. Nel veneziano sono stati messi a segno numerosi colpi, gli ultimi due in ordine di tempo qualche giorno fa nel Basso Piave. La Coldiretti è costretta a lanciare l'allarme e a chiedere l'intervento della prefettura. Bande organizzate che devono essere fermate, denuncia il presidente della Coldiretti del Veneto, Giorgio Piazza. Tenga conto che questi furti, che sono furti mirati per modello e per marca anche, quindi sono sicuramente dei furti su commissione che mettono in ginocchio le aziende. Macchinari, sottolinea, molto costosi, acquistati per lo più dagli agricoltori attraverso dei mutui, insomma proprietari che si trovano a dover pagare e non avere più le attrezzature per poter lavorare, in un momento in cui l'agricoltura è uno dei settori che riesce a dare elementi positivi e di speranza. Questo fenomeno non ce lo possiamo permettere, tuona il presidente nazionale Roberto Moncalvo. I furti che stanno avvenendo in Veneto in queste settimane sono furti pesanti, pesanti dal punto di vista del danno economico che creano e anche pesanti perché generano un'insicurezza nelle campagne che non ci possiamo permettere. Un danno enorme per le aziende che impedisce loro di essere competitive. Queste bande, termina Piazza, che hanno scambiato le nostre aziende per bancomat di meccanizzazione, devono essere bloccate. Non è possibile, il trattore non è un ago che si perde in un pagliaio. Quindi c'è un'organizzazione molto, molto attrezzata che va smantellata e noi non possiamo pensare che le nostre imprese possano non dormire di notte perché qualcuno gli va in azienda a rubare il trattore. Un macigno che arriva proprio in un momento favorevolissimo per il comparto, proprio perché il settore dell'agricoltura fa registrare un incremento record del 23% nel numero di occupati in Veneto, nonostante le difficoltà provocate dalla crisi sulla base dei dati relativi al quarto trimestre 2014.